Seconda corsa, premio Fondiano, prova per 4 anni, 9 vincitori di 4.000 euro in carriera. All'1 Geodessaral, Luca Farolfi, 2 Mandarine, Roberto Vecchione, 3 Gloria US, Frank Di Maggio, 4 Gures Gol Oro con Samuele Di Caccamo, 5 Gardel Q-Griff, Giorgio Cassani, 6 Guaraná HP, Maurizio Cheli, 7 Gigi Hadid R, Alberto Garruto, 8 Galaxy Mail, Tommaso Gambino, 9 Giorgia Bourbon, Fabio Scatolini. Tutto pronto per il lancio di questa seconda corsa dall'Arcoveggio con favorita Mandarine. E sono partiti con veloce proprio Mandarine che cerca di scavalcare Geodessaral all'imbocco della prima piegata. Insiste Mandarine all'attacco di Geodessaral e passa a condurre. In terza posizione lungo la corda c'è Galaxy Mail, partita bene dalla seconda fila, di fuori è rimasto Guders Gold Oro, poi ancora Gigi Hadid R, la pariglia per Gloria US che è avanti a Guaraná HP e si va al completamento dei primi 400 metri, 400 iniziali che Mandarine passa in 33, sempre comodo a leader, allieva di Massimo Barbini e Roberto Vecchione, che sulla curva di sinistra prosegue in rallentamento, prova ad avanzare all'esterno Gures Gold Oro, poi in corda Geodessaral che precede Galaxy Mail, quindi Gloria US, Gigi Hadid R che cerca di liberarsi dalla corda, quando il primo giro di gara se ne va per la leader Mandarine in 1-1-4. Curva di destra, mossa in mezzo alla pista dal fondo da parte di Guaraná HP, che però è molto distante. Mandarine continua in vantaggio su Geodessaral e di fuori Guders Gold Oro. Il primo chilometro in 1:16:8 per Mandarine che continua in vantaggio su Geodessaral, Gigi Hadid R che si affaccia in terza ruota per aggirare Gures Gold Oro, in corda Galaxy Mail ancora in quota, gli altri più indietro, 1:31,6 3/4 di miglio, Mandarine allunga, sull'ultima curva si mantiene in vantaggio su Geodessaral e su Galaxy Mail, quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo Mandarine a 2 da gestire, su Geodessaral e Galaxy Mail, Mandarine in vantaggio su Geodessaral che prova ad infilare l'open stretch, Mandarine in vantaggio su Geodessa che ci prova, Mandarine nel finale si difende e vince su Geodessaral, al terzo posto Galaxy Mail. 1:15,4, 29,5 per gli ultimi 400 di gara, vittoria di Mandarine, Roberto Vecchione per il training di Massimo Barbini, colori della scuderia Mistero, vince la figlia di FaceTime Bourbon e Onora Avis. In percorso di testa si difende dal tentativo interno di Geodessaral, al terzo Galaxy Mail.